Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi risponderò a una mia amicizia che cioè questa domanda mi è stata fatta più volte in consulti privati o anche in PVT, no? Da committenti, no? Che a un certo punto avevano accarezzato, e questo già parlo di 5-6 anni fa, questi pezzi di ferro rotondi, no? Che girano sulle foto, sui social, no? Praticamente sono delle novità del New Age, no? Ma prima di fare questo, prima di parlare di queste pillole, vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guard, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri social dove abbiamo dei gruppi e anche in Telegram, chiaramente. I link sono sotto qui in descrizione. Abbiamo anche un sito che si chiama ilcapitano.altervista.org dove potete scaricare gratuitamente una ventina di ebook, di cui 4 di chirologia e lettura della mano. È tutta roba gratuita. In più, il vostro maledetto così ha già dato all'umanità circa 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici e sono stati scaricati in totale più di 150.000 ebook. In più abbiamo una zona shop dove potete comprare e acquistare i servizi di The Garma Veneziano. Bene, continuiamo un po' a rispondere a queste amicizie che mi dicevano che tempo fa, no, si erano uniti casualmente a certi gruppi in cui c'erano persone che si proponevano di aggiungere nomi dentro queste macchine vibrazionali. E il problema è che dopo un po' non erano state tanto bene, avevano avuto delle situazioni pesanti, no? Allora, cerchiamo di capirci bene, no? Con le energie non si scherza e non si gioca, sono cose importanti perché se voi fate una cosa oggi sbagliata, fra 10 anni, no, come una nave, no, che gira di un grado qua e tra 10 chilometri si è spostata di 5 chilometri, no, di lato. Quindi alcune volte, magari per ingenuità, per voler risparmiare, per voler fare le cose in fretta, incontriamo dei menestrelli, dei suonatori di piffero, dei giullari di corte, che cavalcano l'onda della New Age, no? Allora questo pezzo di ferro girato, rigirato, no? Che è rotondo, e dicono, beh, metti qua dentro il tuo nome, il tuo intento, e una botta di vita. Allora, quando noi ci colleghiamo vibrazionalmente a qualcosa, abbiamo anche dei ritorni, no? Chiaramente è sempre stato venduto questo prodotto da New Age in modo positivo. Il problema è che noi abbiamo un range di Bovis, ipotizziamo 8.000. Queste macchine radioniche, chiamiamole radioniche, vibrazionali, eteriche, chiamatele come, hanno una botta di 13-18.000. Noi non possiamo aumentare di più di 1500 Bovis il nostro campo eterico, perché sennò cuociamo. Questa mia committente in più lo aveva fatto, non so, per ignoranza, per disperazione, e sto parlando di una cosa di tanto tempo fa. In più, non contento, perché era entrato in questo gruppo, non contento perché lei aveva dato il nome, il cognome, la data di nascita di lei e di uno, no? Che aveva promosso questa operazione esoterica, aveva fatto in modo che anche altri si potessero mettere dentro. Quindi, oltre che lei si era bruciato il campo eterico, c'era stata una promiscuità vibrazionale, cioè praticamente tanti avevano dato il loro nome e cognome e quindi in questa forza, no? Questo apparecchio da New Age, praticamente c'era stata una combustione, no? Chi si sarà rotto il campo eterico, bruciato, infiammato e via dicendo. Quindi io mi ricordo che questa signora era turbata, non stava più bene e ha avuto, anche perché chiaramente se dentro questo campo eterico mette il nome di uno che non è un stinco di santo,
chiaramente altro che virus del Covid lì dentro. Quindi cari miei, dovete sempre stare attenti, che se mettete dentro il vostro nome e cognome, le vostre vibrazioni promiscue ad altre, no? Non sarà mica tutti Padre Pio, sai Baba, capite? Quindi questa signora qui, infatti, dopo ho avuto vari problemi, mi ha chiesto delle pulizie, un po', insomma, queste cose qui veramente importanti. Quindi lasciate stare questi apparecchi da New Age che effettivamente danno un attimo di soddisfazione psicologica, no? Ma poi alla fine vi bruciano il campo tele. Voglio rispondere a questa amicizia, no? Ma anche a quelle di qualche anno fa, in cui io ho sempre spiegato queste cose qua. Non illudetevi che non c'è nulla di gratis e non illudetevi che se vi mettete dentro una macchina vibrazionale con altre 10 persone vi portate dietro le loro ricchezze, ma anche le loro. Avete capito? Quindi con le energie non si gioca. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Un saluto al vostro Marietto Veneziano. Ciao.